Allora, ma quello che mi ha fatto incazzare più di tutte sono le schede con sopra scritto i nomi a cacchio. Quello mi ha fatto venire un nervoso. Sai quando mi viene il nervoso mi parte la furia? Cioè, proprio cosa è successo? il giramento Quando subliminale scrivono, di appunto... Quando scrivono tipo Amadeus. vabbè, tipo... però... Allora ho preparato una letterina proprio per Tu loro. non sei stata votata? No, grazie a Dio. No. Ma no, a me non mi votano, stai tranquilla che a me non mi votano. No, ho preparato la letterina. Dunque... Posso leggerla prima? No. Mi rivolgo a voi, senatori, deputati e grandissimi elettori che avete scritto nomi a cacchio tipo Tom e Jerry sulla scheda. A parte che Tom e Jerry erano più furbi di voi, visti i risultati, questo è inconfutabile, ma io vi dico, siete veramente degli idioti. Vado giù di pialla, Fabio? E ormai l'hai fatto, cosa vuoi che ti dica? Siete degli immani balenghi. Ma perché? Balenghi perché? Scarsi di mente. Vabbè, ma... Delle facce di fango, dei musi di rapa, delle testoline vuote neanche buone per fare il brodo. Mi rivolgo a voi onorevoli che avete scritto sulla scheda per 3 giorni consecutivi Valeria Marini, Amadeus, Totti, Bruno Vespa. Come vi siete sentiti poi? Cioè vi siete sentiti ispirati? Vi siete sentiti umoristi come Flaiano? Bene, non lo siete, siete degli imbecilli come quelli che scrivono sui muri Mara, se fossi un tappeto ti sbatterei. Ecco, pensate forse che la gente rida? No, vorrei sapere. Pensate che i vostri elettori si spancino dalle risate? Che riuniscano la famiglia davanti alla TV coi popcorn in mano per sentire Fico che legge il risultato del vostro genio? No, non ridiamo per niente, anzi, ogni volta ci gonfiano le vene del collo e ci viene il desiderio forte di mandarvi a fare cose in zone del corpo malfamate. Ecco. Esimi onorevoli, sì. Ma ve lo devo dire io che sono un saltimbanco, che quello dell'elezione del Presidente della Repubblica è un momento sacro, altissimo, è uno dei momenti più alti di un paese civile. Non potete buttare tutto in cacciara sempre. È come se durante il conclave un cardinale scrivesse sulla sua scheda Don Bachi o Don Matteo. Voi per primi siete stati eletti, che viene dal latino electus, cioè prescelti, quelli che devono portare la dignità, l'eccellenza. Voi dovete essere meglio di me, non pirla come me. Se volete fare i comici, andate a Zelig, non a votare il presidente. Siate seri, seri. Pensate al futuro del paese, che a fare gli scemi ci pensiamo noi. Oh.